Buonasera cari telespettatori, nuovo appuntamento con iReporter per te, grazie per essere in nostra compagnia, per averci scelto magari tra tante offerte televisive e soprattutto grazie per le vostre telefonate, i vostri commenti che puntualmente arrivano. Le tematiche sono sempre le più disparate che andiamo a toccare, a volte legate alla cronaca, a volte andiamo un pochino anche a ritroso. Questa sera parleremo di edilizia scolastica, sbloccati i fondi, quindi è arrivata la notizia, forse comunque già si sapeva da tempo, del CIPE, quindi che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica per quanto concerne insomma la ristrutturazione dei plessi scolastici. Promesse da parte del governo, da parte di Renzi, ieri poi impegnato in qualcosa europeo di veramente importante, ha detto delle verità, ha detto delle cose molto particolari e molto insomma condivisibili, però c'è anche sempre da dire che tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Successivamente andremo a parlare di pane in attesa per i più poveri, un qualcosa di veramente importante perché non è, come ben sapete, uno dei migliori periodi, un'iniziativa che è storica per alcuni paesi, ma forse qui a Padova è una novità. Ne parliamo dopo. Con me accanto, insomma, abbiamo il sindaco di Francavilla Padovana, Luciano Salvò. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Villafranca, non Francavilla. Villafranca, eppure l'ho anche letto, ma chissà perché nella testa, nel ricordo, ogni volta Francavilla a mare. Chissà cosa avrò lasciato nel mio cuore nel passato, marinaio. Mi perdoni, quindi. Allora, sindaco, lei è salito alle cronache tempo fa perché insieme, insomma, ad alcuni genitori vi siete comunque rimboccati le maniche e avete ritinteggiato la scolaresca locale. Altri poi hanno preso, insomma, ad esempio questa iniziativa e ci ritroviamo comunque sempre noi cittadini a doverci rimboccare le maniche. Attendiamo un pochino il suo ricordo iniziale e poi cerchiamo di approfondire la tematica. A lei la parola. Il ricordo iniziale è stato un peccato di gioventù, nel senso un po' una provocazione, se vogliamo, anche di fronte alle sempre più esigue risorse che gli enti locali hanno a disposizione per poter intervenire anche in strutture così importanti quali le proprie scuole, dove ci sono appunto i ragazzi delle elementari e delle medie inferiori che appunto hanno il diritto di frequentare un percorso di vita in serenità e soprattutto anche in sicurezza. Oggi credo che l'annuncio di Renzi sia quantomeno sotto il profilo dell'annuncio importante, si sta assistendo a questo passaggio necessario attraverso i vari organismi statali. Certo gli enti locali stanno attendendo con trepidazione ovviamente informazioni, notizie certe, perché ad oggi abbiamo a disposizione, oltre che una lettera che ci invita a manifestare il nostro problema, quindi esatto, di definire un istituto all'interno del quale fare degli interventi, abbiamo la promessa, abbiamo le indicazioni, così gli annunci, ma non abbiamo ancora nessuna certezza. C'è questo elenco di scuole che dovrebbe essere in qualche maniera pubblicato prima o poi, abbiamo letto sugli organi di stampa ancora un mese fa, se non vado errato, insomma, un elenco di comuni, alcuni di questi sostenevano anche di non avere neanche presentato domanda, per cui probabilmente un po' di confusione, ecco, tra un annuncio e l'altro si sta anche facendo. La Comunque cifra è siamo di 510 milioni insomma, di anche euro. se sembra che 400 milioni vadano nella direzione auspicata, altri 110 dovrebbero essere in qualche maniera condivisi attraverso percorsi, accordi con le regioni. Probabilmente ci sono anche le scuole superiori che non sono poche e hanno probabilmente anche necessità di interventi importanti. Magari in Veneto è stato fatto anche molto nel percorso della messa in sicurezza e del recupero di tanti edifici anche in questi ultimi anni, quindi sì, so che nel 2011 in altre regioni magari si è messo anche peggio. Vari interventi, io ricordo con l'amministrazione locale uscente ormai, ricordo c'erano stati vari interventi, ricordo appunto l'assessore Piron per quanto riguarda l'edilizia scolastica qui a Padova per la primaria, ricordo bene i vari interventi, solo che fa riflettere il fatto che appunto patto di stabilità interna, vari problemi, insomma, mancanza di pecunia nelle casse delle amministrazioni
i cittadini si sono dovuti rimboccare le maniche. Però voglio riflettere con voi, cari telespettatori, e diteci la vostra se vi fa piacere. 049 80 777 57. C'è anche però un qualcosa di bello forse in tutto questo. Dici, vabbè, mancheranno i soldi, mancherà tutto quello che vuoi, però forse acquisisci una consapevolezza che non tutti riescono a magari vedere. Uno dice, caspita, dobbiamo ritinteggiare noi la scuola, però la scuola è una cosa vissuta, è nostra, non bisogna secondo me, secondo il mio punto di vista, vederlo come un qualcosa che è dello Stato, lo Stato se ne deve occupare, la scuola viene vissuta da noi, dai nostri figli, è un qualcosa che fa veramente famiglia per quanto riguarda la cittadinanza, parte tutto da lì, quindi forse è anche bello, è positivo, ci si lega di più, si vive in maniera diversa la scuola, sbaglio? Beh, indubbiamente in questo momento lo stimolo a un approccio culturale diverso sicuramente c'è. È ovvio che le scuole, c'era un grande pensatore del Rinascimento europeo che diceva che l'investimento nella scuola è l'investimento migliore per il futuro delle giovani generazioni, quindi per il futuro della comunità. Quindi sicuramente è uno degli aspetti più importanti in cui l'investimento pubblico non può assolutamente mancare. Il fatto che anche i genitori, il corpo docente, cioè tutte le persone, poi alla fine siamo tutti coinvolti in questo, decidano di sentire queste strutture e ovviamente quello che viene fatto all'interno, quindi anche i percorsi formativi, i famosi POF, l'offerta, quindi come dire la trasmissione anche della conoscenza, esatto, della formazione che viene fatta all'interno come un patrimonio comune diventa sicuramente un salto anche culturale, un approccio culturale completamente diverso. Questo ovviamente non esime le istituzioni dal mettere a disposizione risorse necessarie e sufficienti. È ovvio che le scuole sono elementi vissuti, molto vissuti, quindi sono soggetti anche ad obsolescenza Qui metto un'immagine provocatoria, però sappiate che comunque sono fatti non inventati dalla televisione, ma accadimenti veri ed effettivi. Non sono fotomontaggi quelli che vi metto in questo momento a disposizione. Grazie a Dio non sono comunque non sono accadimenti quotidiani, però come potete vedere c'è un telefono che suona, speriamo di non... È il mio, l'ho messo là, non sono riuscito. Ho tentato di chiuderlo. E infatti mi aveva detto con simpatia, non sono poi così tecnologico, non riesco sempre con questi... Ero convinto di averlo chiuso. Insomma, non si preoccupi, insomma. Allora, dicevo, quindi quelle immagini che vi ho mostrato però sono anche a volte realtà. Potrei essere campanilista, potrei essere provocatorio fino in fondo e fare demagogia dicendo però per il Mose i soldi c'erano e per le scuole che cadono in testa ai nostri ragazzi non ci sono mai i fondi. La sto sparando troppo grossa, Sindaco? Queste sono scelte di carattere politico nazionale, forse, insomma, nelle quali è meglio non addentrarci, altrimenti apriremo una polemica sulla quale poi difficilmente anche saremo in grado di uscirne in tempi rapidi. Certo che il problema delle scuole, delle strutture scolastiche, proprio per il fatto che tante di queste sono datate, che sono per il fatto di essere vissute anche necessitano costantemente di interventi di manutenzione non soltanto straordinaria ma anche ordinaria, anche sulle cose più semplici. Qualche volta cade l'intonaco perché l'intonaco non viene raffrescato con regolarità, perché ci sono magari delle perdite all'interno dei bagni o delle condotte che portano l'acqua nei bagni che non vengono ripristinate nei tempi necessitati. Quindi il problema dell'attenzione alle scuole deve essere un problema sicuramente costante, cosa che magari in questo paese, in questa nazione non si è fatto. Ci sono stati anni in cui della scuola ci si è completamente disinteressati. È ovvio che poi recuperare il gap, recuperare, voglio dire, la disattenzione implica il mettere a disposizione competenze, disponibilità e volontà anche umane e soprattutto anche ingenti risorse finanziarie, come credo stiamo assistendo anche in questo momento, alla necessità di mettere a disposizione da parte anche del governo centrale ingenti risorse finanziarie. È ovvio che, mi sembra di capire, insomma, da quello che leggo, anche dai giornali e dalle dichiarazioni che leggo sui mass media, che qui non stiamo parlando soltanto di risorse finanziarie che vengono messe a disposizione dal governo centrale, che mi sembra la parte più piccola, più risibile, più circoscritta,
ma la possibilità data proprio in funzione di quell'elemento rigido che è rappresentato dal patto di stabilità, di mettere gli enti locali in condizione di spendere soldi propri che già hanno a disposizione per poter fare questi interventi. Quindi si dà la possibilità, o comunque si annuncia di volere dare la possibilità agli enti locali di poter spendere risorse proprie, soldi Le propri. chiedo, ne approfitto, essendo lei comunque primo cittadino di Villafranca Padovana, voglio capire com'è la situazione delle casse, insomma, dell'amministrazione. Cioè voi avreste la possibilità di adoperarvi per la cittadinanza, però c'è questo famoso patto di stabilità interno che spesso blocca? Ci sono delle risorse per investimenti Sì. che sono accantonate nel corso degli anni e che non possono essere spese se non in limiti veramente ristretti di anno in anno per poter fare interventi di investimento, quindi interventi anche importanti. Oggi gli enti locali sono ridotti, avendo dei soldi in cassa che devono essere tenuti fermi lì, perché ovviamente ci sono dei parametri imposti dalla Comunità Europea che lo Stato nazionale carica sulle spalle principalmente degli enti locali, per converso gli enti locali sono costretti, in funzione delle normative statali, ad andare a chiedere soldi ulteriori dalle tasche dei cittadini. Oggi tutti quanti gli enti locali si trovano di fronte, come dire, alla drammatica necessità di dover decidere, ad esempio, l'applicazione della TASI, della tassa sui servizi indivisibili, introdotta dal governo e quindi dallo Stato nazionale, e che molto spesso corre il rischio di essere addirittura più pesante rispetto all'IMU sulla prima casa, che è stata, come sapete tutti, insomma, che è stata tolta. Ecco. Per cui di fronte a questa situazione riesce difficile anche spiegare poi ai cittadini che da un lato ci sono delle risorse ferme che non possono essere spese, sono bloccate in funzione di questa norma scellerata del patto di stabilità, e dall'altra invece devono essere richieste nuove risorse per poter in qualche maniera garantire non tanto gli investimenti ma la sopravvivenza ordinaria della macchina amministrativa. Nel vostro territorio che tipo di necessità, visto si parlava di una lista, insomma, da consegnare al governo, che tipo di necessità ci sono? Quante, bene o male, insomma, richieste per i plessi scolastici arriveranno a chi di dovere? Guardi, io ho letto i dati delle richieste dei comuni che hanno risposto alla lettera del Presidente del Consiglio nel momento in cui è partita questa operazione, e sembra che siano 4.400 amministrazioni. Considerando che in Italia sono oltre 8.000 i comuni, questo ci dice che circa il 50% non ha fatto richiesta. Penso e spero sia dettata dal fatto che il 50% dei comuni non hanno problemi sulle strutture destinate alle scuole. Sarebbe bello pensarla così. Sarebbe bello, però voglio dire, leggendo i dati, o c'è una disattenzione da parte degli amministratori, ma allora sarebbe il caso, insomma, veramente di cambiare amministrazioni in quei comuni che non l'hanno fatto. È capitato però, le dico, nel periodo delle alluvioni, io ho dato la possibilità a tutti i vari sindaci, purtroppo li chiamo così, sembra brutto, alluvionati, di dire le proprie lamentele, di far capire quali sono le problematiche, e ricordo con affetto che ci fu un sindaco che si era dimenticato appunto l'invio di vari incartamenti molto particolari per rientrare poi nella famosa lista dei rimborsi. Capita, può capitare, perché capisco anche che se il primo cittadino deve correre insieme insomma, a chi di dovere a mettere i sacchi, ad arginare, a consolare le famiglie, a capire poi ti ritrovi, e ce lo dicevamo prima, sempre con sta carta da compilare, da fare, da mandare, che passa a volte in secondo piano, ma è quella più importante in Italia. Sì, poi dobbiamo dire anche che se si dimentica l'1%, il 2%, il 5%, il 10%, ma che possono omettere ed essere disattenti di fronte a queste necessità, il 50% dei sindaci italiani la vedo un po' dura, se non impossibile. Però il problema principale, credo, nei 4.400 comuni che hanno presentato questa richiesta, questa necessità di fare un intervento almeno in uno di questi plessi, sia dettato proprio dal rispetto delle normative di sicurezza, e quindi dalla necessità di fare interventi in molti casi strutturali e comunque interventi di manutenzione straordinaria che vadano nella direzione di garantire la sicurezza degli studenti. Non dimentichiamo che il 44% degli edifici scolastici in Italia sono stati costruiti fra il 60-61 e il 1961-1980, per cui in anni in cui anche la sensibilità non c'erano neanche la schedatura del territorio sotto il profilo del rischio sismico. Certo. Però un periodo in cui l'attenzione nei confronti del pericolo sismico non era così attenta, infatti, così attuale e così insistente. Per cui all'Aquila. molti di questi edifici, ad esempio,
in parte magari qualcuno, quelli più datati, quelli più vecchi, non hanno neanche il certificato di agibilità, ma molti di questi ad esempio non hanno il certificato di prevenzione incendi. E allora anche in questi casi, obbligatorio fra l'altro per legge, credo i comuni si siano attivati proprio anteponendo rispetto a tante altre necessità di interventi all'interno di questi edifici, di ampliamento piuttosto che di riqualificazione, proprio quello della sicurezza, quindi del rispetto delle normative sulla sicurezza. Ripeto, speriamo che questo elenco così atteso, che dovrebbe essere imminente da parte del governo, arrivi e dia quantomeno, insomma, tranquillità a tanti amministratori. Devo dire anche un'altra cosa. Sindaco, devo lanciare la pubblicità. Me la dice dopo la pubblicità? Va Voi bene. rimanete lì con noi, mi auguro proprio di sì. A tra poco.